buon pomeriggio all'agente Ruggero Malagnini. Buon pomeriggio Ruggero, come stai? Buongiorno. Avvocato, ci Buongiorno a sente? tutti. Ci sente, avvocato? Io la sento bene, lei? Eccoci. Grazie per essere oggi qui con noi innanzitutto. Allora partiamo da quelli che sono argomenti di attualità. Come sta Chiyin? Come vive l'attesa della gara contro il Napoli? Chiyin arriva all'attesa della gara con il Napoli come vive l'attesa di tutte le gare di campionato. Certamente con il Napoli in maniera un po' più profonda, perché essendo una squadra di prima fascia evidentemente l'adrenalina è molto più evidente, non so se mi riesco a rendere l'idea. Oramai il Napoli è una squadra che è proiettata per la vittoria dello scudetto, perché a mio parere c'è ancora il margine per poter raggiungere l'Inter, anche in ragione della qualità della rosa, se si considera che adesso ritorneranno anche i calciatori che sono impegnati in Coppa d'Africa, quindi credo che anche il Napoli abbia le carte greche per potersi giocare la vittoria dello scudetto. È quindi evidente che il ragazzo vive anche lui questa attesa nella consapevolezza di poter sempre di più per fare una bella figura nei confronti anche di una tifoseria, perché la napoletana, come tutti sanno, è calda e molto attaccata ai colori azzurri. Che squadra è questo Venezia, avvocato? Cosa le racconta Sofiano? Perché è una squadra che insomma a inizio stagione tutti quanti davano quasi già per spacciata, nelle varie diciamo così griglie estive di Ferragosto veniva messa quasi sempre nell'ultimo posto. Questa è una squadra che ha una bella mentalità, una squadra che non lotta mai, non molla mai. Per la verità come sempre accade, tutte le neopromosse degli addetti ai lavori sono sempre collocati ai margini nella classifica, che può andare alla classifica, perché evidentemente devono poi cominciare a capire le dinamiche della Serie A, che certamente non sono quelle della Serie B. Io credo, a mio modestissimo parere, che questo allenatore abbia delle idee abbastanza innovative per il calcio, riesce a trasmetterle ai giocatori, e devo essere sincero, Chiyin è stato un giocatore che lui ha sempre corteggiato, perché la carriera di Chiyin, se vogliamo, la deve in primo luogo a Ventura, quando lo ha fatto debuttare al Chino, e successivamente a Zanetti, che ripeto lo ha voluto con insistenza, anche perché è un giocatore, come si definiscono oggi, un giocatore di qualità, che può essere utilizzato sia come esterno che come rifinitore, un giocatore di tale punte. Ha questa utilità che lui mette sempre a disposizione degli allenatori, ecco perché lui è un giocatore che è ben visto almeno da questo punto di vista. Ruggero, ci racconti un po' com'è l'ambiente in casa veneziana, come si lavora, cosa chiede il mister Zanetti a Sofiane, ma anche agli altri insomma, calciatori della squadra? Guardi, per quello che io posso sapere, perché poi non è che io vivo l'ambiente in maniera, diciamo così, giornaliera, io mi posso rifare solamente alle cose che mi dice Sofia. È un allenatore che, come si vede, insomma, no? Inizia sempre l'azione da dietro, quindi è un allenatore molto che si fa applicare i giocatori nel gioco della palla, vede difficilmente vede grandi rinvii del portiere, eccetera. Ci viene al gioco di squadra, perché poi evidentemente quando una squadra si deve salvare è normale che deve avere della duttilità diciamo difensiva, che negli ultimi tempi purtroppo non c'è stato, perché se lei si ricorderà, negli ultimi tempi in Venezia all'inizio di ogni partita si dava il gol quando erano negli spogliatori. Ma pare che qualche cosa si stia facendo per cercare di risolvere anche questa piccola, diciamo tra virgolette, anomalia. È una squadra che gioca, ha dei buoni giocatori, hanno preso anche questo attaccante che è uno che ha una carriera molto importante. Loro tentano di fare di tutto, anche se pare che, da quanto ho capito, sono alla ricerca di un terzino destro, perché hanno dato questo Mazzocchi alla Salernitana, quindi in quel ruolo come se avessero una scopertura, anche se pare che utilizzeranno un altro giocatore, come non ricordo il nome. Questa è la realtà di
di Venezia, cioè è il gioco corale al quale Zanetti non rinuncia mai, assolutamente. Io quando gioco con i grandi, infatti si è visto anche quando hanno giocato con l'Inter, insomma è stata una partita che hanno perso, ma sono usciti a testa alta perché col gioco sopperiscono evidentemente a delle lacune che hanno rispetto alle grandi squadre di prima fascia, insomma. Quando il Napoli, insomma, ti ha chiesto informazioni su di lui, quando si è parlato con il Napoli di Sofiane, cos'è che poi vi ha portato a scegliere o comunque un altro tipo di percorso? Se puoi raccontarci, ecco, com'è andata quella volta. No, per la verità il Napoli ebbe un piccolo, come dire, incontro telefonico, credo, con Ramaione, che era il direttore sportivo del Chievo, che lei ricorderà che Chine è venuto a Napoli quando ha giocato quella partita gli ultimi 15 minuti a Napoli, e quindi si ebbe questo contatto, però fu un contatto leggero, come si suol dire, ma che non ebbe poi nessun altro tipo di sviluppo. Certo che il ragazzo sicuramente, se quel contatto avesse avuto più profondità, lui avrebbe fatto piacere venire a Napoli, ci mancherebbe altro, sarebbe venuto a piedi a Napoli, su questo non c'è dubbio, però ripeto, quel contatto poi è rimasto lettera morta, e quindi poi si è inserita la Lazio, lei sa che questo è un giocatore della Lazio che oggi gioca a Venezia con un prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza del Venezia in Serie A. Quindi cosa si augura? Cosa lei si augura e cosa si augura il calciatore per la prossima stagione, per il futuro? Vabbè, io sinceramente mi auguro che il Venezia rimanga in A, perché Zanetti ha creduto in questo giocatore e gli ha dato fiducia fin dal primo giorno, quindi anche per un fatto di riconoscenza nei confronti di un allenatore, ecco, il suo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza con il Venezia, anche perché il Venezia è una società abbastanza solida, la proprietà è una proprietà solida, quindi voglio dire hanno idee anche in prospettiva per migliorare la squadra, eventualmente poi per migliorarsi anche in classifica e raggiungere qualche obiettivo un poco più prestigioso rispetto a quello della semplice salvezza. In bocca al lupo quindi a Sofiane, al Venezia, però insomma, avvocato, a partire dalla prossima ce lo consente. Auguriamoci che sia una bella partita, poi che vinca il migliore, questi sono i valori del calcio a cui non dobbiamo mai rinunciare. Assolutamente sì, e che entrambe possono raggiungere il proprio obiettivo stagionale. Esatto, ecco, questo è l'augurio che tutti quanti noi, io da napoletano e da detto, diciamo, ai lavori in ordine alla fattispecie oggetto del nostro incontro telefonico. Grazie e buona giornata a tutti e ai suoi ascoltatori. Arrivederci. Grazie per essere stato oggi con noi l'avvocato Ruggero Malagnini, agente di Sofiane Keane, che ha confermato quello che erano chiaramente notizie che abbiamo raccontato negli anni passati. C'è stato un interessamento da parte del Napoli, apertura ovviamente da parte dell'avvocato e dello stesso calciatore al trasferimento. Chissà poi chiaramente per un futuro cosa potrà succedere. Ad oggi è un calciatore di proprietà della Lazio, passato al Venezia in prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi della permanenza del club lagunare in Serie A, cosa che ovviamente auguriamo, insomma, alla società.